La Fortitudo Agrigento batte Cassino con il punteggio di 69-75, una partita sontuosa della coppia di americani biancazzurri. Bell e Cannon sono stati indomabili. In quintetto Coaciciani promuove Dimitri Sousa con i suoi 14 punti, una prova di solidità per Lorenzo Ambrosin, bene anche Edoardo Fontana, 9 punti per lui. Agrigento parte forte, imponendo ritmo e gioco. Nel primo quarto i biancazzurri trovano gli spazi giusti, portando a casa il punteggio di 16-22. La Fortitudo Agrigento prova a reagire, Fontana trova punti e Bell fa altrettanto. Il secondo periodo di gioco si chiude con il punteggio di 40-43. Il terzo periodo di gioco, al pronti via più 5 Agrigento, i biancazzurri sul parquet di Frosinone fissano il parziale di 7-0. Grazie al canestro di Sousa, la Fortitudo Agrigento fa la voce grossa e si porta sul momentaneo più 10, subisce il fallo Ambrosin, dalla lunetta fa 2 su 2, Coaciciani chiama in campo Simone Pepe e lui il regista aggiunto. I biancazzurri giocano bene, il neoentrato che prova un tiro forzato ma trova il tabellone. Agrigento risponde con Pepe, tripla ed è ancora più 10. I padroni di casa non demordono e Paolin a trovare punti. In campo si rivede nuovamente Bell, il suo assist per Fontana, tripla sbagliata ad un soffio. Il terzo periodo è ancora vantaggio per Agrigento, 51-56. Nell'ultimo quarto Cassino torna prepotentemente in partita e sotto mano di Hall porta i padroni di casa a 56-56. La Fortitudo Agrigento rifiata grazie ad Ambrosin, servizio per Pepe ma trova il ferro. È l'ultimo periodo di gioco infuocato, Gianni mette sul parquet un quintetto più che mai offensivo. Belli in cabina di regia prova la tripla e non sbaglia, è più 3 Agrigento. Belle fa impazzire la retroguardia di casa, subisce fallo e dalla lunetta fa 1 su 2. Capovolgimenti continui di fronte, ma la Fortitudo Agrigento si affida ancora all'esperienza dei evangelisti. Il capitano serve Ambrosin, tripla. I padroni di casa perdono per 5 falli Pepper, dalla lunetta va Evangelisti. 1 su 1, Bella scatenato, sua la tripla del momentaneo più 7. Sono le 3 triple consecutive a far volare Agrigento Moncada e il roster allenato da Coa Cicciani ad avere il comando della partita, ma Cassino non molla un centimetro, Bell commette fallo su Sorrentino, fa 2 su 2. La partita si chiude con Agrigento in avanti, i biancazzurri tornano alla vittoria conquistando 2 punti importanti e fondamentali.